C'era una volta il Partito Democratico, c'è, ma non ci sarà più, non per quel che è oggi. È il segretario Nicola Zingaretti ad annunciare la rifondazione. I tempi? Beh, quel che resta del giorno. Rimangono le elezioni in Emilia-Romagna, poi si cambia. Una previsione che noi di Rete Veneta avevamo anticipato alcune settimane fa, quando Giacomo Possamai aveva chiesto al PD un cambiamento, l'apertura ad altre forze, ad altre anime della sinistra. Sì, era l'idea che abbiamo lanciato ancora appunto da Rete Veneta qualche settimana fa, e cioè il fatto che il PD, tanto più in Veneto, non sia in grado di rappresentare fino in fondo oggi la società, il nostro territorio, e quindi il bisogno di aprire la lista alle forze civiche, ad altri movimenti politici, penso ai movimenti ambientalisti, ai movimenti progressisti, cioè il fatto di fare una lista aperta, il fatto che il PD si apra e non si arrocchi è fondamentale. Quindi adesso che lo dice anche Zingaretti, credo che a maggior ragione in Veneto dobbiamo lanciare questo patto per il Veneto, cioè una lista come era Insieme per il Veneto di Cacciari, aperta, e non un partito chiuso che risponde, diciamo così, alle logiche di Roma. Oggi Giacomo Possamai rilancia la sfida al suo partito, un patto per il Veneto, in vista della corsa per la poltrona di presidente della Regione Veneto. Di sicuro noi adesso non abbiamo più scuse. Se anche Zingaretti in chiave nazionale dice il PD si apra, a maggior ragione in Veneto il PD si deve aprire. Non abbiamo scuse. Una svolta, quella del Partito Democratico, che ha il suo concepimento politico nelle piazze. Vediamo in questi ultimi mesi che dalle sardine a tante altre realtà c'è un forte movimento di piazza, ci sono tanti movimenti che chiedono al centro-sinistra di cambiare, quindi questa, diciamo così, operazione novità lanciata da Zingaretti ha senso se noi, per esempio, alle sardine, per fare un esempio concreto, ci apriamo, cioè consentiamo alle sardine di dire venite, invadeteci, cambiate questo partito da dentro, cambiate da dentro il nuovo partito del centro-sinistra. Insomma, il nuovo PD sta per nascere e oggi Giacomo Possamai candida il Veneto a essere laboratorio di questa mutazione genetica del centro-sinistra.